Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche all'ascolto, edizione del mattino del nostro audiogiornale. E di 749 persone controllate, delle quali 75 durante il coprifuoco, 8 sanzionati, il bilancio della notte di controlli delle forze dell'ordine a Trieste e provincia per verificare il rispetto delle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid. Lo ha reso noto la prefettura di Trieste attraverso la quotidiana nota diffusa dalla questura. Tutti in regola invece gli 11 esercizi commerciali locali verificati. La divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha controllato 10 locali, mentre la Polizia Locale 11. Le operazioni sono state condotte dai Carabinieri, dalla Polterra, dalla Polizia Locale e dalla Squadra Volante. Con 103 persone controllate all'interno di 10 stazioni e 179 i convogli monitorati, si è conclusa l'operazione Rail Action Day 24 Blu, organizzata nell'ambito della collaborazione interna di polizia da parte della Railpol, l'Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee, nella giornata del 25 novembre scorso, dal compartimento della Polfer del Friuli Venezia Giulia. Una giornata di controlli straordinari programmata con altri paesi europei, volti a prevenire e reprimere i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario. Sono inoltre stati sottoposti ad accertamenti alcuni depositi di materiale ferrosi situati presso le linee ferroviarie. Particolare attenzione è stata posta al fenomeno migratorio che può interessare con notevoli effetti sulla circolazione, il traffico ferroviario, sia attraverso l'occupazione incauta dei binari utilizzati quale via di transito pedonale, sia a causa della presenza irregolare a bordo treno. È scattata questa mattina intorno alle 6 un allarme all'interno della Sissa di Trieste. L'allert indicava una fuga di ossigeno in un laboratorio didattico e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Probabilmente si tratta di un guasto tecnico. Trattandosi di un laboratorio didattico, al momento dell'allarme non c'era per fortuna nessuno in aula e nessuna persona è rimasta ferita, vista l'ora. Sono tuttora in corso gli accertamenti per risalire alle vere cause. Con questa notizia è tutto per quanto riguarda questa edizione dell'audiogiornale. Vi diamo appuntamento nel primo pomeriggio con l'edizione del videogiornale con servizi sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre per l'ascolto, buona giornata a tutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.